Hola amigos, buonasera ragazzi e salve voglio. Cadono le nubi, cadono le nubi, cade la pioggia, temporale, caldo, freddo, freddo, caldo, non si capisce niente. Qua qui ciba, ma soprattutto giornata grigia, amara. Cade la delusione a Napoli sarà proprio una propria notte fonda sarà. Torino 0, Napoli 0. Pareggio amarissimo che toglie sogni, speranze, divertimento perché è stata una palla. Scusate. Cioè, io credo che stiamo ancora alla settima giornata di campionato. Sono un po' raffreddato, non ci faccio tenere la voce i paperini. Siamo un po' alla settima giornata di campionato, ma aver già giocato un altro bonus, che è un altro bonus per me, senza offesa per il Torino, però nel primo tempo si è vista la differenza tra le due squadre, dovevamo chiuderlo in vantaggio, poi nel secondo tempo il Torino ha giocato male, ha giocato meglio, è venuto fuori, potevamo anche perderla ed è migliorato un po' con l'entrata di Llorente, parlo di migliorata parlando del Napoli. Sto 4-3-3 ragazzi non sta funzionando, non lo so, non sta funzionando più. Vi dico i piccoletti là. Meglio col 4-4-2 quando c'è stato l'ingresso di Llorente e Mertens che si è spostato. Scusate, tosse, raffreddore. Dicevo, giornata grigia, umida. A Napoli sono cadute le tenebre della delusione e dell'amarezza. No, non è. Oggi a United non è stata così a Napoli, c'è stata una delusione, amarezza. Perché? Ragazzi, su 7 partite, 21 punti, trovarci a 13, aver subito già 10 gol. Ripeto, sono tutte cose che all'inizio poi la difesa si è un po' assestata, però comunque io penso che ci siamo giocati nell'ennesimo bonus, perché dopo aver perso già 2 partite, averne pareggiata una in questo modo dove era meglio giocare male e perderla, ma no giocare bene, male e pareggiarla senza, come posso dire, senza, non si sa, non si sa. Sì, l'unica certezza è che il Napoli è migliorato, è venuto fuori, è riuscito un po' per la stanchezza del Torino che poi si è chiuso, non lo so, è uscito fuori con l'ingresso di Llorente. Ragazzi, giornata storta per Insigne, Lozano pure che non lo so. Cioè, stanno proprio. Si stanno mettendo le loro, come posso dire, esponendo le loro peggior prestazioni. Proprio non lo so, non lo so. Insigne è irriconoscibile. Riconosce Napoli che non segna da un bel po' di tempi. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Tacco stellare, solare, dei miei scorsi video. Si è visto giù. Sì, è vero, Mertens ha sfiorato, cosa. C'è stato un paio di colpi di testa di Lorente. Ragazzi, in questi casi i sottapporti sono imprecisi, sono imprecisi. La Lorente la deve mettere dentro. Noi parliamo di Milik, che smagni medico, ma Lorente pure la deve mettere dentro. Ma poi vedevo che su ogni azione del Torino, su ogni palla alta, la pigliavano sempre loro. O parata di Meret, o la buttavano fuori, ma la facevano sempre colpire di testa o tirare in porta, li facevano fare qualsiasi cosa. Non mi ricordo come si chiama, che è entrato dopo del Torino, e Meite, non mi ricordo. Guarda, che l'altra sera ha fatto solo prima suo tiro a porto subito, dopo pochi secondi, cioè chi si fanno fare quello che è buono, a chiunque, se non è così, non è così. Alcuni elementi sono irriconoscibili.
Ma non mi faccio la domanda dei soliti tifosi e dove vogliamo arrivare? No, io, per me se arriviamo in Champions va bene, ragazzi, che sapendo, essendo consapevoli da dove veniamo, da dove siamo risorti, proprio dalle ceneri, no? Il fallimento, Nardi, Corbelli, e tutto, Naldi, manco come si chiama, Naldi, Corbelli, Gauch che si voleva accattare. Ragazzi, è stato un salto dalle stalle alle stelle del Napoli. Secondi posti, Champions League, Coppa Italia, Europa League siamo arrivati in semifinale. Se non fosse più un merdain, che non me lo dimenticherò mai, mi è rimasto che lo ricordo che sbagliai un merdain contro Udinipro. Forse avevamo giocato per una finale di Europa League, chissà se l'avevamo vinta, non lo so. Proprio per farvi capire, ragazzi, siamo stati a un passo, anche 2 anni fa, a un passo da vincere lo scudetto, ci è stato scippato per un motivo o per un altro. Quest'anno siamo là, siamo là, osserviamo le due litiganti, osserviamo, l'importante è che dietro ci teniamo a distanza Roma, Lazio, Fiorentina. Atalanta, vabbè, ma l'Atalanta può correre, poi non credo che arrivi. Se mantiene questo passo e vince il scudetto l'Atalanta, che è la stessa Atalanta della fine della scorsa stagione, ragazzi. L'Atalanta sta facendo un cammino mostruoso, spettacolare, un attacco che è solare, stellare, 18 gol fatti in stagione. Come posso dire, imprevedibile, è una squadra che sta andando benissimo dalla fine della scorsa stagione e sta continuando tutto, ma non credo che riuscirà a arrivare fino alla fine così, perché non ha la rosa adatta. Poi ricordiamoci che sta facendo anche la Champions, vabbè. Comunque, escludendo l'Atalanta, bastiamo guardare le due litiganti, e mo fra poco inizia pure la partita, litigheranno fra di loro, pareggi, vinci, chi fa, quello che fanno, ormai per noi cambia poco, ragazzi, cambia poco. Io non saprei, e anche se potessi scegliere non saprei cosa sarebbe migliore, il pareggio o la vittoria dell'Inter o della Juve. No, perché sinceramente io non sto guardando al primo posto, mi sto guardando l'Atalanta e la Roma che sta dietro. Poi, dicevo, tra le due litiganti, dico il terzo potrebbe godere, ma siamo partiti sempre a 1000 negli ultimi anni. Napoli, campione d'inverno, vittorie, e poi ora siamo arrivati bene, come si dice a Napoli, nell'indeccazzetta alla fine. Magari adesso, partendo un po' più piano, certo ci stiamo un po' troppo adagiando, ci stiamo giocando un po' troppi bonus, che se ne stanno influendo che li due, magari però partendo un po' più piano e man mano trovando una continuità e vincendo magari e soprattutto dico vincendo gli scontri diretti che servono, sto parlando il primo con l'Atalanta che verrà fra qualche settimana e poi i successivi Inter e Juventus pure ritorno, siamo là ragazzi, non dico vinceremo lo scudetto, però comunque non ci siamo neanche divertiti, che sia la cosa brutta, che con Sarri a me ti divertivi, qua c'è un gioco un po' monotono e scontato, sterile, rischiamo troppo, oggi pure, ripeto, cioè, non lo so, ogni azione stiamo quasi per subire un gol, cioè una cosa, non lo so, anche nei... Napoli ha giocato bene il primo tempo, ma negli ultimi minuti del tempi, no, i tempi di tempo di recupero, minuti di recupero del primo tempo, raga, regalati peraltro, che erano due, sono diventato tre. Ultimi secondi, la Meretti ci ha salvato, se no il primo tempo finiva 1-0 per Torino, cioè, non so se mi spiego, però comunque, io dico sempre forza Napoli, ora ci sarà la sosta, penso, per la nazionale, la prossima partita, prossima settimana, quindi ci diamo appuntamento alla prossima partita che ci sarà, un po' più avanti perché ci sarà appunto la sosta della nazionale, se non mi inganno, e ragazzi, sempre forza Napoli, lo so, faccio il tempo che è grigio, cioè, almeno a Napoli c'è il calore non lo so, della napoletanità. Ragazzi, su coraggio, ci riprenderemo
ci riprenderemo il giusto valore che ha questa squadra, c'ha valore, però molti giocatori non stanno in forma, Gulam, Zerischi, Insigne, Manolas deve trovare la forma, Lozano deve trovare la forma, ragazzi, siamo ancora così, però io credo che Ancelotti sta da stare poco accorto a fare su turnover che fai, metti chi sta giocando meglio, metti chi ti sta dando più garanzie, lascia stare chi che le pava assai, chi che se la lascia stare, gioca col modulo, con gli elementi che più stai avendo meno risultati del gioco, meno risultati a punti di ciò che ti fanno vedere in campo, che sennò ragazzi qua nato Parigi oggi nato Parigi ma fra 2 settimane quando sarà diciamo sta accortura la Champions League, la qualificazione di Champions. Poi non ho voluto fare il video pure perché stavo al lavoro, non ho visto la partita contro la Champions, contro Genk, come cacchio si chiamano loro. Sinceramente io ho sentito per radio, ma ho sentito una partita che era come posso dire, era molto simile a quella di oggi, solo che là abbiamo avuto più possibilità sicuramente. La Napoli aveva qualcosa in più. Abbiamo giocato molto, abbiamo creato tanto, per me là potevamo tranquillamente pure perderla quella partita, che se entrava una di quelle occasioni che hanno avuto loro, voglio sbattere la capa dall'area di rigore, là non la risolvevi la partita, e si giocavano in casa, e io penso che anche altre squadre avranno i loro problemi. Sempre forza Napoli, non ci abbattiamo, lo so, lavare in bocca, in testa, pure la ripparto. Ragazzi, ritorneremo, sia in Champions, dimentichiamoci il Genk, come cacchio, dimentichiamoci Torino, prossima partita, sempre per tifare forza Napoli, forza Azzurri. Ragazzi, quest'anno è iniziato così, magari ripeto. Gli altri anni siamo partiti a 1000 e siamo arrivati molto meglio, magari avendo una partenza più rallentata e osservando le due litiganti, magari noi che ne posso bah, stiamo mese sempre forza Napoli, fate bravi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ci vediamo al prossimo video. Forza Napoli!